Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo del 5G, è una minaccia, diciamo così, che molti percepiscono in maniera reale, in maniera sentita. Queste tecnologie è vero che vengono a modificare un po' i campi elettromagnetici nei quali normalmente viviamo e non è detto che il nostro organismo sia in grado di tollerare al meglio questo genere di onde e movimenti che appunto popolano l'aria al di là di quello che era naturale. Però prima di iniziare con questo approfondimento vi invito, come di consueto, se non lo avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se non lo avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. In che modo ho intenzione di parlare di questa cosa e cosa voglio fare? Intanto faremo un protocollo e lo farò io per tutti voi e potrete ripeterlo poi a casa ad oltranza fino a quando non vi sentirete al sicuro o tranquilli. In ogni caso vi consiglio di testare i risultati man mano e chiedere al vostro pendolino se dovete ripetere oppure no il protocollo e quante volte ripeterlo. Alcuni passaggi saranno definitivi, altri invece risulteranno temporanei, pertanto è sempre bene mantenersi puliti. Vi ricordo che se non siete in condizione o in grado di farlo, io sono a disposizione, potete contattarmi privatamente per appunto ricevere un trattamento ovviamente con un consulto a pagamento. Ma veniamo a noi. Intanto volevo fare una chiarificazione. Eh, Siamo soggetti e sottoposti ogni giorno a molte forme di inquinamento e di aggressione per quello che riguarda la nostra biologia, ma anche il nostro complesso psicofisico, partendo appunto dalla mente e i corpi sottili, ma anche il corpo fisico. Dunque tutto il nostro insieme comunque ogni giorno si misura e si confronta con un sacco di energie e di scambi in questo senso. Dunque si tratta di attivare un sistema immunitario astrale, diciamo così, perché né più né meno le aggressioni occulte o invisibili aggrediscono, diciamo così, i nostri corpi, anche i corpi sottili, e dunque occorre schermarsi. Però voglio dire anche un'altra cosa, fare un'altra riflessione con voi, vale a dire che molte delle nostre convinzioni danno poi un esito diverso da persona a persona. Dunque, in base a ciò in cui crediamo e ciò che veramente è scritto dentro di noi, l'esito di una certa situazione può essere diverso da soggetto a soggetto. Cosa voglio dire? Lo dirò in modo molto più chiaro. Dal momento che noi siamo esattamente dove ci portano i nostri pensieri, e cioè che noi manifestiamo una realtà in base a ciò su cui ci sintonizziamo, è importante essere consapevoli di come stiamo reagendo a eh, questa modifica e queste nuove tecnologie che stanno impiantando. È chiaro che se ci convinciamo che queste sono un danno e ci faranno del male, noi diamo una mano effettivamente a realizzare questo proposito o comunque questo esito. Dunque, cosa dobbiamo fare? Effettivamente programmarci a essere forti rispetto a questo genere di tecnologie. Voglio ricordarvi che era già un problema quando sono nati i cellulari, già i cellulari con le loro onde hanno procurato non poche problematiche a molti cervelli e comunque queste problematiche continuano a essere in crescita, nonostante ciò nessuno si è tolto il telefonino. Cosa voglio dire? Voglio dire che se creiamo in noi una struttura, un campo elettromagnetico propositivo piuttosto che da vittima, diciamo così, l'esito sarà molto diverso. Voglio anche che vi ricordiate e che abbiate fede nel fatto che siamo in grado di interagire con la materia, il nostro pensiero ha un'azione sulla materia, questa è una cosa che è stata osservata anche dagli scienziati, è possibile infatti che
due scienziati con due modalità di approccio diverso alla stessa cosa vedano delle cose completamente differenti, eppure l'oggetto osservato è lo stesso. Ancora una volta, dunque, è importante, e lo ribadisco, essere focalizzati su un qualcosa, un aspetto positivo. Evitiamo di farci trascinare in forme pensiero collettive di ansia e paura globalizzante. Ricordiamoci che i telefonini avevano aperto l'apripista, cioè avevano fatto da apripista verso questo genere di problematiche. È chiaro che non voglio assolutamente sottovalutarle, ma dobbiamo cogliere l'occasione per lavorarci. È impossibile fermare le tecnologie e del resto ci sono utili. Ma mi sono posta una domanda: come dobbiamo fare per fronteggiare questa cosa? Ma fronteggiare prevede lottare, e quando noi lottiamo qualcosa la nutriamo. Quando noi combattiamo qualcosa stiamo dando nutrimento a questa cosa. Ma allora mi sono detta, possiamo essere più intelligenti di così, possiamo usarla a nostro vantaggio. È esattamente quello che stiamo per fare. Non solo creiamo uno scudo di protezione, ma insegneremo al nostro organismo con questo protocollo a trasformare queste energie negative in positive per noi. Faremo come i gatti. Bene, ora io mi sono preparata il protocollo punto per punto, dunque lo leggerò e lo eseguirò per noi, per tutti quanti. E infatti il progetto di questo protocollo è la protezione da inquinamento elettromagnetico e 5G per spettatori del video. Benissimo, dunque tutti quelli che guarderanno riceveranno questo trattamento. Vi chiedo, se vi fa piacere, di condividere nelle pagine Facebook o sulle pagine dei diari dei vostri amici o tramite messaggio, insomma diffondetelo e soprattutto fate i test prima e dopo. A me ha dato esiti molto importanti, lo abbiamo verificato anche col Marietto Veneziano e dunque non è soltanto qualcosa che ho verificato io. Fate il protocollo, misuratevi prima e dopo, dunque prendetevi la misura già adesso, così che alla fine del protocollo potrete rimisurare e vedere, verificare che cosa ne è venuto fuori. Mi raccomando poi, testate anche se è necessario ripetere tutti i punti, quante volte è necessario ripeterlo e così via, fino a quando otterrete un risultato stabile. Partiamo. Allora, intanto mi collego con le mie guide. Ok? Io ho già verificato se avevo il permesso per agire su questa cosa e dunque possiamo cominciare. Chiedo di rimuovere e neutralizzare i pensieri negativi che influenzano negativamente questo progetto. Chiedo che questa energia neutralizzata venga trasformata in energia utile al progetto. Chiedo di neutralizzare i modelli energetici negativi e le forme pensiero negative collegate a questo progetto.
Chiedo di trasformare questa energia neutralizzata nella migliore energia possibile per questo progetto. Vi faccio presente che sto tenendo il braccio più immobile che posso, che il pendolino sta facendo tutto da solo, così che non sia io a decidere qual è il moto più giusto, ma e sono le guide stesse, il pendolino che si sintonizza su di loro a stabilire il movimento più opportuno. È normale che il sangue e la circolazione pulsano, il cuore batte, dunque un minimo di movimento è normale, provate a tenere voi il braccio fermo, ma io non faccio alcun movimento volontario. Chiedo di neutralizzare tutte le credenze nocive da mente conscia, subconscia, inconscia, da cellule, atomi di tutti i tre corpi, fisico, eterico, spirituale, di tutti i soggetti del protocollo. Chiedo di utilizzare queste credenze neutralizzate per trasformarle in credenze più opportune, da inserire nella mente conscia, subconscia, inconscia, nelle cellule, negli atomi di tutti i tre corpi fisico, eterico, spirituale di tutti i soggetti del progetto. Chiedo di rimuovere e neutralizzare tutte le manipolazioni mentali create ad arte per controllare la mente e che si sono fissate all'interno del nostro sistema di credenze, nei vari livelli di convenzione ed ad ogni livello di esistenza e grado di profondità. Chiedo di trasformare queste manipolazioni neutralizzate in convinzioni di sicurezza, salute e prosperità ad ogni livello e grado di profondità.
Chiedo di rimuovere e neutralizzare forme pensiero collettive che influenzano negativamente. Chiedo di trasformare questa energia neutralizzata nell'energia più utile al rafforzamento delle proprie barriere difensive e del proprio sistema immunitario. Chiedo di rimuovere i sentimenti di paura e insicurezza che sono nocivi per questo progetto o che influiscono in modo negativo su questo progetto. Chiedo anche di rimuovere e neutralizzare la mentalità di questi sentimenti. E chiedo di rimuovere lo spirito di questi sentimenti chiedo di rimuovere il seme che permette a questi sentimenti di riformarsi. Chiedo di neutralizzare tutte queste cose. Chiedo di inserire il sentimento di sicurezza e di incolumità. Chiedo di inserire la mentalità di sicurezza e incolumità. Chiedo che tutte queste cose vengano inserite al giusto grado di discernimento.
Chiedo di inserire la capacità di trasformare energie nocive di qualsiasi fonte e tipo in energie benefiche e più utili al momento. Chiedo di desintonizzare le frequenze non benefiche e inappropriate. Chiedo di sintonizzare su frequenze ideali. Chiedo di neutralizzare gli effetti nocivi di campi elettrici, elettromagnetici, microonde, nanotecnologie, sonar, radar, campi wireless a varie frequenze ed emissioni, tralicci elettrici, ripetitori, antenne, telefonia senza fili in generale e altri sistemi nocivi di cui attualmente ignoriamo l'esistenza ma che agiscono negativamente sui complessi psicofisici, su tutti i piani e i livelli di esistenza e in ogni atomo coinvolto nel progetto. Chiedo di trasformare tutte queste energie neutralizzate in uno scudo permanente che neutralizzi e trasformi queste interferenze neutralizzate nella migliore energia possibile. Chiedo di creare nei miei sistemi di convinzione i meccanismi necessari a far attivare automaticamente questa trasformazione in modo permanente, ad ogni livello del mio essere, in ogni cellula ed atomo coinvolto nel progetto. Benissimo, abbiamo fatto, vi consiglio di ritestarvi, di vedere se è necessario ripeterlo, se è necessario ripeterlo, ripetetelo, controllate di volta in volta l'esito che ne avete ottenuto. Qualcuno non dovrà ripeterlo in tutti i punti, ma non importa, voi fate partire l'audio, lo farò sempre io per voi. Vi ricordo comunque che è possibile lavorare con la radiestesia su moltissime altre cose,
E se avete blocchi o problematiche di qualunque genere e natura potete contattarmi, potremmo valutare l'efficacia di un protocollo per voi, ovviamente con una consulenza. Io intanto comunque vi ringrazio e se ritenete questo lavoro utile potete divulgarlo, io vi do l'autorizzazione. Vi ringrazio comunque per avermi ascoltato fino qui. Vi rimando alla prossima condivisione. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie e a presto.